Non è una novità perché il protocollo esiste già ed è applicato ai figli di famiglie mafiose, ma la proposta del senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, di togliere i figli alle famiglie che insegnano loro a rubare è destinata a fare discutere. Esiste un protocollo che si chiama Liberi di scegliere che consente di liberare i figli dei mafiosi da quella morsa criminale. Io credo che quel protocollo possa essere utilizzato anche in altri ambiti, laddove le famiglie educano i figli alla illegalità e non alla legalità. Nell'estate di attenzione pickpocket con Venezia che per poche ore ribattezza persino una Calle della Mandola, il sottosegretario Ostellari spiega di essere al lavoro anche su un altro provvedimento, una proposta di legge per superare la riforma Cartabia e rendere perseguibili d'ufficio reati come il furto con destrezza. Nel frattempo ribadisce: Insegnare ai propri figli l'illegalità, io credo sia rubare innanzitutto il futuro ai più piccoli e questo noi non lo possiamo accettare più. Noi dobbiamo dare dignità a tutti, se c'è una famiglia in difficoltà va aiutata, ma se c'è una famiglia che insegna ai propri figli solo l'illegalità, io credo che in questo caso lo Stato debba intervenire. Così come facciamo con i mafiosi, lo facciamo anche negli altri contesti.